Buonasera. Anche per questa puntata Attuali Talk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888 e attualmente edito dall'Associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. Oggi non parleremo di Veneto, ma di popolo veneto, quello contraddistinto non dagli attuali confini territoriali, ma da quelli storici acquisiti e conquistati nei secoli durante il raggiante periodo della Repubblica di Venezia. Ci dobbiamo spostare sulle coste della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia, che proprio ieri e come ogni anno il 10 febbraio sono ricordate per i massacri delle foibe nella giornata del ricordo. Non voglio togliere la parola agli ospiti in studio, ma voglio solo citare Biagio Marin, il grande poeta di grado, che nel 1945, alla guida del Comitato di Liberazione Nazionale di Trieste, affidò al suo diario amarissime testimonianze. 29 novembre 1946. I comunisti italiani hanno fatto di tutto e omesso di tutto perché la nazione non difendesse di fronte agli slavi l'italianità della Venezia Giulia. L'Istria è oramai perduta ed è dubbio se mai la riavremo. Dico perduta non solo allo Stato italiano, ma all'italianità. E Trieste, se potrà reggere alla slavizzazione, sarà soltanto in grazia degli anglosassoni che, più male che bene, hanno impedito che Tito ci ingoiasse, che se riusciva ad annetterci si finiva tutti per crepare nei campi di concentramento e ai lavori forzati in Slovenia e in Croazia. Inizio 1947. La disinvoltura con la quale si tenta di disfarsi del problema della Giulia è veramente un sintomo di morte. Un quarto di secolo di nostra appartenenza allo Stato italiano non è bastato a dare agli italiani la coscienza dell'italianità di Trieste e dell'Istria, della loro appartenenza all'Italia. 15 gennaio 1947. Gli italiani della Repubblica non sanno ciò che avviene nella Venezia Giulia, non sanno e non vogliono sapere, e si seccano se vengono comunque chiamati alla nostra tragedia. Si sta svolgendo in questi giorni il tragico esodo di Pola. 30.000 italiani abbandonano la loro terra e le loro case, la loro vita, per non dover soggiacere al dominio degli jugoslavi. E l'Italia non è presente, non li assiste, non provvede, se non in misura ridicola da far rivoltare. Per gli uomini politici questa è una grana, per la burocrazia romana peggio ancora. E quando questa gente sarà in Italia non troverà certamente accoglienze fraterne, ma spesso si sentirà dire che avrebbero potuto starsene tranquilli a casa loro, felici di essere sotto un dominio di un popolo progressista. I comunisti sono particolarmente irritati che la nostra gente si senta tanto italiana. Il senso di questa tragedia sfugge al resto della nazione. E nei versi del poeta gradese l'amarezza del momento dell'addio alla terra natia. Mai più vergeremo ai porte de casa che nasse e n'ha visto. Mai più quea croce de Cristo sul campo de morte. Come sempre io vi saluto, vi auguro buon Veneto Regione e un buon Veneto giornale, oltre ad una buona serata. Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk. Io sono Matteo Venturini e anche questa sera siamo in onda su Caffè TV24, Caffè TV24 che è raggiungibile attraverso i canali 85 Veneto Orientale, 88 Friuli Venezia Giulia, 112 Lombardia,
in streaming e anche sempre per il resto del Veneto attraverso il canale 19 o 133, freccia su si seleziona Caffè TV24. Come avrete immaginato, questa sera le tematiche sono legate alla giornata di ieri e in modo particolare questa puntata ha il titolo Equilibri storici, anche perché parleremo di altri aspetti. Come sempre ad anfiaccarmi in questa avventura, diciamo, in questo format ci sono i miei ospiti fissi Tito Borsa. Ciao Matteo e bentrovati ai nostri telespettatori. E Fabio Casetto. Ciao Matteo, ben ritrovati a tutti. Ma oltre a loro abbiamo anche gli ospiti speciali Edda Fogarollo, presidente nazionale di Cristiani per Israele e Italia e docente universitaria anche sulla didattica della Shoah. Buonasera, grazie Matteo, buonasera a tutti. E Franco Perlasca, presidente della Fondazione Giorgio Perlasca e appunto figlio del compianto Giorgio. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ecco, come sempre io adesso passo la parola al contributo di Massimo Cecchini, il giornalista conosciuto e apprezzato, che anche lui ci darà una sua opinione su questi argomenti. Arrendiamoci. Quello che sembra più ovvio, persino più banale, in questi tempi di disinformazione, strumentalizzazione ed eterogenesi dei fini, diventa una rappresentazione che risulterebbe grottesca se non ci dovessimo confrontare con la morte. Che cosa ci sarebbe di più scontato, infatti, che non smettere mai di condannare la tragedia della Shoah, voluta dal nazismo e accettata dal fascismo? I 6 milioni di morti nei campi di concentramento, la stragrande maggioranza colpevoli solo di essere ebrei, ma che nella decimazione si trovarono in compagnia di zingari, omosessuali e oppositori politici. Nella seconda metà del XX secolo sono arrivati addirittura a interrogarsi sul silenzio di Dio, per giungere quantomeno a quel mai più che sembrava essere il minimo comune denominatore di gran parte del mondo. Così come il dramma delle foibe, che non ha neppure una contabilità certa delle vittime. Si parla di una cifra che oscilla comunque fra le 5.000 e le 10.000 unità. Dovrebbe semplicemente portare a prendere atto del fatto che in quelle terre di confine, al termine della Seconda Guerra Mondiale, si scrissero delle pagine tanto dolorose quanto esecrabili. Eppure ci stiamo riuscendo. L'attualità sconfigge la storia. Noi che in ogni puntata usiamo i libri per parlare del presente, ci rendiamo conto della inutilità degli sforzi di voler ricordare, se questo è un uomo di Primo Levi, per scivolare fino a recente la zona di interesse di Martin Amis, visto che persino il giorno della memoria diventa oggetto di distinguo per via della politica portata avanti da Israele nei confronti della Palestina. Eppure i due temi dovrebbero essere affrontati in modo totalmente separato, e se le azioni del governo Netanyahu e anche di quelli di molti che lo hanno preceduto è doverosamente discutibile, l'Olocausto dovrebbe radunare intorno a sé una comunione di vedute che si sbriciola ogni anno di più, soprattutto da quando i social sono diventati il tribunale istantaneo per qualsiasi evento di cronaca come di storia. Discorso analogo vale per l'argomento delle foibe, per troppo tempo sottostimato, come peraltro accade a lungo anche per i campi di concentramento, sempre per convenienze di bassa politica, sia in un senso che nell'altro. Davvero è troppo difficile parlare di orrore senza per questo delegittimare la resistenza. In una società matura temi del genere non dovrebbero essere mai divisivi, mai scelti come argomenti di revanche, eppure non ne siamo capaci. Temiamo perciò che serva a poco segnalare un eccellente libro appena uscito, Sangue sulla Resistenza, storia dell'eccidio di Porzus, scritto da Tommaso Piffer. Storia e memoria ormai sono diventati solo dei campi di battaglia per mirare al consenso, per accarezzare la pancia di tifoserie che usano l'attualità per anestetizzare persino le tragedie, facendoci correre il rischio un giorno di cominciare a ripeterle senza neppure rendercene conto davvero. E grazie a Massimo Cecchini per il contributo. Partiamo con i nostri argomenti di questa serata. Ieri, il 10 febbraio, era il giorno del ricordo, la commemorazione civile nazionale riguardante i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. È davvero giusto ed importante ricordare questo avvenimento?
Dopo anni di silenzio, quali sono le ragioni per commemorare i fatti accaduti? E partiamo da Edda Fogarollo. Quali sono le ragioni per commemorare i fatti accaduti? È un dovere civile, un dovere morale, è un dovere spirituale ricordare quelle vittime, ma tutte le vittime che cadono per l'ingiustizia della politica, per l'ingiustizia di una società che non ha saputo vedere avanti quello che sarebbe accaduto ai propri cittadini. Commemorare, ricordare è fondamentale anche per lasciare un'eredità a chi verrà dopo di etica e di valori morali che altrimenti scompaiono in questo tempo. Ecco, e Tito Borsa? Sì, beh, io da ex studioso di storia non posso che ovviamente essere contento quando si celebra il ricordo di alcuni fatti avvenuti, soprattutto quando non sono fatti, diciamo così, di mera politica, ma sono in realtà fatti che hanno riguardato la vita di migliaia di persone. Dall'altro lato, però, la giornata del ricordo, soprattutto negli ultimi anni, è diventata un pochino qualcos'altro. Cioè è diventata, come anche ricordava Massimo Cecchini nel video di prima, che iniziava a dire la giornata della memoria, l'olocausto, inizia a essere pieno di distinguo, sì, io ricordo, ma di qua, ma di là, e la giornata del ricordo per una certa parte politica è diventata, purtroppo, la risposta alla giornata della memoria, e questo lo trovo vergognoso, perché la storia non dovrebbe essere strumentalizzata e la storia non dovrebbe neanche appartenere a qualche parte politica. Passiamo a Franco Perlasca. L'Olocausto e le foibe, l'esodo sono cose totalmente diverse ovviamente, quindi non possono essere messi assieme. Io in famiglia ho vissuto un po' il dramma dell'esodo e delle foibe, perché mia mamma era di Portoli d'Istria, un piccolo paese in Istria, adesso Croazia. Dopo l'8 di settembre del 1943 lei si salvò solamente perché in quel periodo era a Trieste. Perse tutto dal punto di vista materiale, oltre a perdere tantissimi parenti e amici che vennero lì infoibati. Quindi l'ho vissuto anche un po' sulla mia pelle familiare questa situazione. Ma devo dire che purtroppo per tanti anni, per troppi anni, ricordare quello che era avvenuto al nostro confine orientale non è stato politicamente corretto, assolutamente, non si poteva ricordare. Infatti io penso che un grande dramma degli esuli, anche di mia mamma, era che non se ne poteva parlare, non se ne parlava, come se non fosse mai esistito. Per fortuna, sottolineo, dal 2004 è stato istituito il giorno del ricordo, in cui si ricorda quello che è avvenuto in quei terribili anni dal 43 al 47. Penso che ricordare sia importante. E cito anche una frase di mio padre, che non c'entra niente ovviamente con la giornata del ricordo, ma secondo me c'entra con tutto quello che riguarda i drammi che hanno sconvolto il mondo. A una domanda del giornalista che gli chiede perché bisogna ricordare la sua storia, lui risponde in questa maniera: io vorrei che specialmente i ragazzi si interessino a questa mia vicenda unicamente per sapere quello che è successo in quel periodo o in altri periodi storici, e se dovesse ripresentarsi il tutto sapere opporsi a queste violenze. Ecco, io penso che questo è il messaggio importante da lasciare soprattutto alle giovani generazioni: conoscere la storia, quella con la S maiuscolo, per poter evitare che errori ed orrori del passato possano andare a ripetersi. Fabio Casetto. Sì, è un tema che a me e te ci tocca da vicino, perché comunque per motivi diversi siamo molto legati a quelle terre. Io ho i parenti di mia moglie che da un giorno all'altro hanno dovuto lasciare quello che avevano di là per venire di qua, e quindi la sola parola comunismo fa rabbrividire a queste persone. Proprio giusto sabato sera ero a Gorizia per l'avvio della Città Europea della Cultura 2025, Nova Gorica e Gorizia. Ho parlato con un uomo del 1939, aveva
7 anni aveva quando comunque avvenivano questi errori, però dentro di lui ancora ci sono i colpi di fucile, colpi di mitra, ci sono ancora i ricordi di quando disegnarono col gesso la linea per dividere Gorizia, appunto, la parte italiana e la parte quella sotto il governo di Tito, e quindi le sue parole, insomma, mezz'ora siamo stati a parlare e a farmi raccontare proprio da chi li ha vissuti quegli orrori in prima persona. Io credo che la storia sia importante tramandarla, sia importantissimo portarla avanti, e credo, come anche chi mi ha anticipato, che sia stato deleterio per molti anni non rievocarla o comunque cancellarla in qualche maniera per speculazioni comunque politiche o per altre motivazioni. Ci sono stati degli anni in cui non se ne parlava, non c'era anche traccia. Mi diceva appunto questo signor, ci diceva che appunto fino a non moltissimi anni fa non c'era neanche traccia sui libri di scuola. Io ho cominciato all'elementare nell'83, credo di essere tra i primi che ha cominciato a studiare nei libri di scuola tutta questa vicenda che ha coinvolto dei territori a noi così vicini anche geograficamente. Io però volevo citare le parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che proprio ieri, appunto in occasione della giornata del ricordo, ha citato, in cui mi trovo totalmente d'accordo. Ci incontriamo per rinnovare la giornata del ricordo, occasione solenne che invita a riflettere su pagine buie del nostro passato, per conservare e rinnovare la memoria delle sofferenze degli italiani di Istria, di Fiume e della Dalmazia, in un periodo tragicamente tormentato della storia d'Europa. La memoria storica è un atto di fondamentale importanza per la vita di ogni Stato, di ogni comunità. Ogni perdita, ogni sacrificio, ogni ingiustizia devono essere ricordati. L'istituzione del giorno del ricordo ha contribuito a riconnettere alla storia italiana quel capitolo tragico e trascurato, a volte persino colpevolmente rimosso. Ecco, queste parole io, come ho detto poc'anzi, mi ritrovo tantissimo quando le ho sentite appunto in diretta citare, mi sono commosso perché proprio dentro di me, ripeto, è un capitolo di storia che mi ha appassionato anche negli anni, ma comunque coi ricordi dei parenti di mia moglie ogni volta colpiscono. Però solo come inciso a chiudere, volevo anche così, è auspicabile che contestualmente a questi fatti, che non sono assolutamente giustificabili perché totalmente non devono essere giustificabili, però sarebbe bene ricordare anche le 350.000 vittime che i fascisti in quelle terre là hanno fatto fra il 41 e il 43, perché comunque è vero, si parla delle 10.000 vittime delle foibe, ma ricordiamoci che prima appunto del cambio che c'è stato, l'ennesimo cambio, che in 100 anni quelle terre lì si sono viste per 4 volte cambiare come dire, bandiera, o comunque chi sopra di loro lì comandava, e c'è da dire che il Regio Esercito, comunque comandato dai fascisti, ha compiuto delle stragi, ha fatto crimini, addirittura è arrivato fino a Lubiana, che Lubiana non era neanche italiano, non aveva un'origine italiana, sono arrivati fino a Lubiana, hanno fatto decine di migliaia di vittime anche lì, e la storia comunque la conosciamo, la storia della circolare 3C, del generale Roatta, il fatto di aver, come dire, chiuso i municipi, istituito il podestà, cambiato la lingua, messo le bandiere italiane, cioè hanno fatto dei crimini che purtroppo per questioni sempre politiche, come prima la politica in qualche maniera ha nascosto gli orrori delle foibe, oggi si continuano a nascondere anche i crimini che venivano prima. Ripeto, tutti crimini, entrambi non giustificabili, però se di morti, di vittime su quei territori si deve parlare, è bene che si parli anche di quello che è avvenuto poco prima, sempre su quei territori, permettendo anche che, giusto, mi è piaciuto tantissimo l'intervento iniziale del Veneto, che ha fatto un excursus, credo che debba essere trasmesso in tutte le reti venete, quello che prima è stato trasmesso, ma è bene anche ricordare che fino a prima della Prima Guerra Mondiale in quei territori lì c'era una convivenza perfetta fra tutte le etnie, si parla di austro-ungarici, c'erano slavi, c'erano serbi, c'erano sloveni, croati, italiani, c'erano molte etnie che fino appunto all'inizio della Prima Guerra Mondiale convivevano tranquillamente in quelle terre. Sì, bisognerebbe anche chiedersi però perché dopo si è interrotto questo idillio. Ecco. Esatto.
E purtroppo la guerra porta proprio a cose questo. poco belle e disequilibri in questo caso. Esatto. Noi parliamo sempre di equilibri come nostro titolo di trasmissione, ma vuole diventare anche un po' una provocazione, cioè è vero, sono equilibri o sono disequilibri? Sono in questo caso, quando si parla di guerra, disequilibri. Volevo giusto dare un dato in più, 10.000 sono le persone accertate, sì. però persone sono probabilmente molto di più. Molto di ecco. più, 300.000 spogliati, Io poi tra l'altro ci scomparsi. tengo molto, ci ho tenuto molto a portare questa puntata speciale, perché io sono figlio di istriano, quindi è chiaro che la sento molto nel sangue, ecco, questo argomento. Sì. Passiamo alla prossima domanda. Sempre più spesso, forse per ragioni sociologiche, il ricordo delle foibe viene legata alla destra, mentre, d'altro canto, la memoria della Shoah è portata sul piedistallo dalla parte opposta. Per quale ragione? E partiamo da Franco. Sì, questa è stata la narrazione, diciamo, sino a qualche tempo fa. Adesso, sinceramente, un po' meno. Però vorrei tornare, se mi permetti, un po' indietro. Perché diventa, secondo me, pericoloso anche, come fanno certe associazioni, andare quasi a giustificare i 10.000 infoibati con quello che era successo prima. E anche continuare a ripetere questo è estremamente pericoloso da tutti i punti di vista. I distinguo su queste cose non ci possono essere, perché sennò qualcuno potrebbe anche venire fuori durante la Shoah, durante l'Olocausto, dire sì, però gli ebrei hanno fatto questo. Ed è un qualche cosa che diventa difficile poi da rimettere a posto. Quello che è successo al nostro confine orientale non è semplice, ovviamente. Non era una situazione idilliaca, tra l'altro, fino alla Prima Guerra Mondiale. Anche il fatto che l'impero austro-ungarico avesse messo assieme tutti felici e contenti è una narrazione che non sta in piedi, obiettivamente. C'erano fortissime spinte nazionaliste, perché la convivenza di popoli diversi non era semplice. Convivevano, ma non era semplice. Specialmente l'etnia italiana era un po' vessata dall'impero austro-ungarico per tanti motivi a favore dell'etnia slava. E in effetti, se andiamo a vedere quanti militari italiani durante la Prima Guerra Mondiale provenivano dalle terre irredenti, quindi erano scappati dall'Austria-Ungheria, rimaniamo sorpresi. Se andiamo, senza andare troppo distanti, sull'altopiano d'Asiago ci sono 2 medaglie d'oro ebree, tra l'altro. Una è un certo Carlo Brunner di Trieste, irredento quindi, che è scappato da Trieste, dall'impero austro-ungarico, per diventare un soldato, un militare italiano, nella brigata Sassari. Sul cimitero del Moshag, quindi là vicino, facendo 4 passi, c'è un'altra medaglia d'argento, sempre di un ebreo triestino, scappato anche lui e arruolatosi volontario nella brigata Sassari, è caduto lì. Quindi è una situazione molto complicata, obiettivamente, come anche non credo a questi 350.000 uccisi dagli italiani. Non esistono, mi spiace. Lì c'è stata una guerra molto sanguinosa, anche all'interno delle etnie slave, tra croati, sloveni e croati, serbi e croati, che si sono massacrati tra di loro. Se mettiamo assieme probabilmente quei morti, arriviamo a quei 350.000. Ma gli italiani, certamente eravamo in guerra, può essere successo qualcosa di non particolarmente positivo, ma i 350.000 morti fatti da italiani, assolutamente no. E, giusto per ricollegarmi a Franco, prima di passare la parola a Tito Borsa, voglio aggiungere una cosa. Giustamente hai sottolineato un aspetto: si era in guerra in quel momento, che questo ovviamente non giustifica mai i morti, bisogna dirlo assolutamente. Tra l'altro con Fabio abbiamo avuto una discussione in senso non negativo, chiaramente, molto positiva, ma abbiamo parlato proprio di questo, cioè bisogna distinguere quello che è successo durante la guerra e bisogna poi vedere quello che è successo dopo la guerra, dove nessuno in teoria dovrebbe essere giustificato a fare dei crimini di questo tipo, e le foibe di fatto sono state questo. Tito Borsa?
Sì, io volevo un attimo ricollegarmi sul fatto che non credo, da persona che ha studiato storia e anche studiato, diciamo, qualche storia che non andava raccontata, io mi asterrei da dare un giudizio morale su quello che viene studiato. Questo non vuol dire che non sia deplorevole, non sia come anche l'Olocausto, però non penso che sia utile, ecco, se cerchiamo di parlarne in maniera seria, concentrarci sulla questione morale, perché se ci mettiamo a dire l'Olocausto è stato un crimine immondo, penso che qua in studio siamo tutti d'accordo, però ci fermiamo là. E le foibe sono state un crimine immondo, certo. Dopo però cercare di capire perché sono avvenute, non è che qualcuno si sia svegliato la mattina e abbia deciso di cacciare gli italiani o di infoibarli, non è un modo né per giustificarle né tantomeno per fare dei distinguo, è semplicemente un modo per dare un'informazione storica accurata. Un caso analogo, adesso vado un momento fuori tema, è quello dell'utilizzo dei gas tossici da parte dell'Italia durante la campagna d'Etiopia del 35 e del 36. Quella storia là non andava raccontata. Il nostro problema, mi permetto di metterla su questo piano, è che l'Italia, per la storia che ha avuto, ha sempre la nomea degli italiani brava gente, anche in guerra. Gli italiani vittime di un sistema, gli italiani che finché non è arrivato Hitler a imporre le leggi razziali a Mussolini, in Italia andava tutto bene, l'Italia che non ha mai usato i gas tossici, eccetera, eccetera. Ovviamente sono delle sciocchezze. Questo non è per fare dei distinguo, non è per minimizzare su fatti storici accertati e sulla cui gravità c'è poco da discutere, però è per fare un passo ulteriore, e cioè com'è che siamo arrivati alla tragedia immonda delle foibe? Attraverso decenni di vessazione da parte del governo fascista nei confronti della popolazione slava, perché c'era una lotta al comunismo naturalmente e c'era anche una lotta allo slavismo. Questo giustifica le foibe? No. Ma dovrebbe essere un'informazione in più per cercare di spiegarlo, se no ci mettiamo qua a darci ragione a vicenda sul fatto che le foibe siano state un crimine e non andiamo da nessun'altra parte. O sembra che siano avvenute così, senza, cioè del punto in bianco, che uno si è svegliato e ha infoibato decine di migliaia, cioè migliaia di persone. Ecco. Ho visto che Edda voleva dire qualcosa, quindi cedo la parola a lei. Sì, grazie. Io non sono d'accordo, sono più d'accordo con Franco Perlasca, perché dobbiamo considerare aspetti diversi. La guerra ha dei suoi equilibri e disequilibri e ha delle sue regole. La vendetta, io mi ricordo che ho letto un libro molto antico delle foibe, che Togliatti ha mandato un telegramma dicendo ai triestini, dopo che era conclusa la guerra, era forse maggio del 45, state tranquilli, accogliete come amici, come aiuto fraterno questi che arrivano da Tito. Se l'aiuto fraterno e l'amicizia è quello di buttarti giù dalle montagne e ucciderti e spararti, io credo che questo sa di tradimento e di vendetta. La guerra è tremenda, d'accordo, ma aveva delle sue regole, purtroppo, di morte, ma aveva delle sue regole, aveva un suo stile selvaggio, distruttivo. Ma terminata la guerra, che senso aveva uccidere gli italiani, i vicini di casa, se non quello della vendetta covata magari dagli anni passati? Ma se noi andiamo avanti a narrare la storia, sì perché quello ha fatto questo, non cambiamo mai, non portiamo nessun beneficio alla società. Se anche di fronte a una guerra si risponde con la vendetta, non c'è termine, poi la vendetta richiama una nuova vendetta. Noi dovremmo rispondere alla guerra con una vera pace, con un rispetto dei valori della vita. E se noi parliamo di morale, morale è anche il valore della vita, dell'esistenza e della protezione e dell'aiuto al vicino di casa. Se quel vicino di casa era un italiano che a causa
della sua italianità il governo fascista ha invaso il territorio, ma è il tuo vicino di casa, rimane il tuo vicino di casa, con il quale tu hai condiviso momenti anche belli durante gli anni della guerra o anche momenti di collaborazione. Terminata la guerra va massacrato, va ucciso. Io credo che dovremmo cambiare la narrazione storica, dovremmo soprattutto cercare di sperare soprattutto e insegnare alle generazioni future che la vendetta non ha mai un senso educativo, ma un senso distruttivo dell'umanità. Quindi quella delle foibe io la vedo più come una vendetta, perché anche dopo l'8 settembre 43, quando gli italiani erano in questa condizione drammatica, subito sono iniziate le vendette contro gli italiani. Va bene, uno dice giustifichiamole perché ormai poi era arrivata la Germania, ma quella del 1945 al 46 e inizio anche 47, che motivazione c'era? Che motivazione c'era se non quella della pura vendetta etnica? Aggiungo una cosa, sì, poi passo la parola chiaramente a Fabio così finiamo il giro, ma vedo che già qualcuno si è prenotato per un altro giro ancora. No, ma ci sta, nel senso che è un argomento attualissimo, stiamo parlando di ieri, quindi abbiamo proprio raccontato e ricordato ieri. Dobbiamo aggiungere un dato molto importante, perché prima si parlava di vendetta di Tito, e sicuramente si può giustificare in questa maniera, ma è anche vero che è stata una vendetta unicamente rivolta, io non direi neanche al popolo italiano, agli italiani presenti, ma io userei ancora, come è stato usato durante il primo intervento del Veneto, ai veneti. 500 anni, sono tanti, sono 500 anni nei quali in quei territori vivevano solamente abitanti della Repubblica di Venezia, quindi stiamo parlando, sì certo, chiaro, c'era un discorso più multietnico, ma la maggior parte delle persone erano veneti. Ecco, è anche vero, se vogliamo fare un rapporto tra quello che è successo durante le foibe, che non era tempo di guerra come abbiamo detto prima, e quello che è successo prima, cioè quando l'Austria ha dominato su quei territori, a me non risulta che gli austriaci si siano comportati alla stessa maniera con il popolo veneto, quindi voglio dire, è una sorta di convenzione che in tempi di non guerra non si debbano fare certe cose. Fabio? Sì, non è che sono arrivati nel 45 gli slavi in Istria, parliamone perché sennò si modifica la storia e non è questo... Ho detto la maggior parte. La maggior parte, comunque... No, per agganciarmi positivamente a quello che ha detto Edda, torno sempre sulle parole dei presidenti Mattarella e la presidente della Slovena Musar. Il giorno sabato mattina ero presente anch'io all'inaugurazione appunto della prima capitale europea della cultura transfrontaliera, come dicevo prima. Cito le parole di nuovo di Mattarella e della presidente slovena. In un mondo caratterizzato da crescenti tensioni e conflitti, Slovenia e Italia hanno saputo dimostrare che è possibile scegliere la via della cooperazione. Ha replicato la presidente slovena Musar. Oggi, 8 febbraio 2025, resterà nei nostri cuori come un giorno storico, una giornata dedicata a una visione secolare di pace, libertà, buon vicinato e rispetto reciproco, sull'amicizia e sull'amore tra di noi. Quindi queste parole qua, diciamo, chiudono un po' il dibattito, la tensione, perché credo che queste parole qui siano lo spunto su cui andare avanti, lasciare le spalle, ricordando, ma senza questo ping pong di colpa mia, vendetta, colpa tua, però comunque andiamo avanti su queste parole dei due presidenti, che credo che quando le hanno dette appunto sabato mattina, ero lì presente, ho avuto l'onore insomma di essere presente all'inaugurazione, erano veramente toccanti, c'erano diverse migliaia di persone ad assistere, eravamo tutti sotto una stessa bandiera che non aveva colori, linee, era una bandiera simbolica che ci vedeva tutti uniti appunto nella speranza della cooperazione futura. Tito Borsa? Sì, io volevo riagganciarmi un attimo a quanto detto prima. Io credo che qua si mischino, diciamo, due ambiti diversi. Un conto è la politica anche attuale, che è quello che diceva Fabio, e quindi buon vicinato, cooperazione, eccetera, eccetera, ok? E quindi mettiamo fine alla catena di vendette, di revaniscismi, eccetera.
Un altro discorso però è la questione di conoscere quello che è successo, e là mi permetto di sentire con chi ha parlato prima di me, ma non penso che uno studio della storia debba parlare del valore della vita, non penso che sia quello il punto. Il punto è semplicemente capire dei rapporti di causa e di effetto, senza dare patentini di legittimità a qualcuno, senza minimizzare delle tragedie e dei crimini, semplicemente cercare di capire che cosa è successo. Questo non vuol dire trovare delle giustificazioni, questo non vuol dire che qualcuno un po' se l'è meritato sotto sotto, è semplicemente studiare la storia come penso che vada studiata, e cioè per cercare di capire, al di là delle date, al di là dei nomignoli, che cosa è successo e che cosa ha causato quello che è successo. Non certo, c'entra ma niente il giudizio etico su Storia. quello, se no la storia è piena di porcherie da un punto di vista, anzi probabilmente è fatta in gran parte solo da quello. Quindi. Io sono d'accordo con te, però la storia dovrebbe essere raccontata come è veramente accaduta. Certo. Questo è il vero problema, che sui libri di storia che abbiamo oggi è raccontato metà di quello che, forse anche meno, di quello che veramente è successo. Franco? Ma io spero, forse finendo, che il presidente Mattarella, tanto citato, abbia la voglia, il coraggio di revocare il titolo di grande ufficiale della Repubblica al maresciallo Tito, che era stato concesso tanti e tanti anni fa dai governi della Prima Repubblica. Penso che sarebbe un bel segnale, perché quello che ha fatto Tito, non solamente verso di noi, con questa pulizia etnica, perché è stata una pulizia etnica alla fin fine. Gli italiani, i veneti, erano sulla costa e sono stati espulsi. Pola aveva 32.000 abitanti, 30.000 erano italiani e 30.000 se ne sono andati. Tutti i paesi della costa erano al 90% italiani, gli slavi erano all'interno. È stata una grande pulizia etnica che lui ha fatto tranquillamente, tra l'altro anche verso i cetnici, che erano i nazionalisti monarchici della Serbia, gli Ustascia croati, i nazionalisti della Slovenia, che poi tutto è stato ripetuto negli anni 90, quando è successa la stessa cosa, a parte noi italiani che ovviamente non c'eravamo più, ma si è ripetuta la stessa cosa 50 anni dopo, tranquillamente, perché le tensioni tra quei popoli erano fortissime, non c'è mai stata tra di loro una unione, anche se erano slavi entrambi, c'è sempre stato un odio tra di loro, che è uscito anche negli anni 90, come è uscito in quegli anni terribili, come è uscito tanti e tanti anni prima. E come succede quando si cerca di unire diversi popoli in un unico Stato, come è successo con la ex Jugoslavia ormai. Sì. Edda? Cosa voglio dire? Riprendiamo semmai il discorso, la domanda che avevo fatto prima, cioè abbiamo detto che il ricordo delle foibe viene legata alla destra, mentre d'altro canto la memoria della Shoah è portata sul piedistallo dalla parte opposta. Quale può essere la ragione? Ma io credo che la ragione è sempre la stessa: distorsione politica degli avvenimenti. Allora, secondo alcuni parametri, la Shoah, giusti, la Shoah è stata prodotta, l'Olocausto, la Shoah è stato prodotto da governi nazisti e fascisti, perché sono stati più governi in Europa. Se solo vogliamo ricordare la divisione della Cecoslovacchia in Slovacchia e Ceco, e a governare la Slovacchia era un prete filo nazista, ed è stato il primo a consegnare gli ebrei, ancora prima della richiesta da parte della Germania di dare gli ebrei. Lui li ha raccolti e ha detto: guarda, te li do, portali dove vuoi, a Hitler. Quindi i regimi nazisti, fascisti erano molti in Europa, quindi la distorsione della politica e soprattutto degli avvenimenti storici è sempre la politica. Allora, fino a pochi anni fa si è visto che a creare i problemi e la Shoah è stata la destra estrema, nazismo, fascismo. A creare i problemi delle foibe è stata la sinistra. Questa è distorsione della storia e distorsione dell'umanità. Ognuno deve prendersi le proprie colpe, ma chi ha avuto la responsabilità delle foibe e chi la responsabilità
dell'Olocausto, sono dei regimi che si sono dimenticati che avevano degli esseri umani e per varie motivazioni si sono organizzati per distruggere le vite a delle persone che potevano vivere tranquillamente. Noi guardiamo, la società europea era una società di grande cultura perché aveva nel suo insieme una grande cultura ebraica. In Polonia, per esempio, a un certo punto si sono accorti che non c'erano più ebrei e hanno cercato di fare delle leggi per richiamare gli ebrei, perché la cultura della Polonia era intrecciata con la cultura ebraica da secoli, secoli, secoli. Anche la cultura italiana ha avuto per secoli, anzi diciamo che in Italia abbiamo avuto la più importante sinagoga ad Ostia, la più antica sinagoga europea. Abbiamo avuto, prima ancora della distruzione del Tempio del 70 d.C., abbiamo avuto ebrei che sono venuti a parlare con gli imperatori romani. Prima del periodo dopo Antioco Epifane, insomma parliamo 100 anni prima di Cristo, già venivano qua a chiedere e a parlare con gli imperatori romani. Quindi la cultura europea è nata sulle radici ebraico-cristiane. Che cosa ha cercato il nazismo? Distruggere totalmente la radice della cultura europea. Infatti noi vediamo un'Europa senza radice ebraico-cristiana è un'Europa traballante, che può unire i suoi valori su delle idee razionali, su delle leggi, ma quando manca una radice profonda, quella che ha dato valore e identità a un continente, siamo di fronte a delle problematiche di una nuova identità che stiamo cercando, ma credo sarà importante esaminare la storia e ritornare a rivalutare quello che ci è stato dato per molti millenni. L'Europa era un continente di grande cultura. Chi l'avrebbe mai immaginato? Una distruzione totale dell'ebraismo, una volontà precisa da governi, non solo Hitler, da governi che si sono alleati per varie motivazioni. Portiamo l'esempio la Romania, la Bulgaria. La Bulgaria si è vantata a lungo di non avere avuto vittime dell'Olocausto, sì, non ha catturato gli ebrei bulgari, ma ha catturato quelli della Macedonia, della Tracia, quando ha allargato il suo potere. Quindi è un'Europa che dovrebbe fare i conti con la storia e rivedere un po' di risaldare le proprie radici, perché da un lato il comunismo e dall'altro fascismo e nazismo non hanno fatto altro che distruggere i veri valori su cui l'Europa era fondata. Giusto, così non dobbiamo parlare di destra o sinistra, ma parliamo di persone che hanno portato dei disastri. Chiudiamo il giro con Fabio. Ma io credo che tutto ciò avviene per pure propaganda e polarizzazione politica, Matteo. Vedi, la destra e la sinistra, come abbiamo appena detto, più le persone che fanno, pensiamo anche ai vari regimi dittatoriali. Ci sono stati i comunisti con Tito in Europa e il fascismo-nazismo con persone, quindi erano le persone che fondamentalmente, ma erano il rovescio della medaglia. Alla fine della fiera la medaglia è la stessa, dipende da che parte la guardavi, erano entrambi da condannare, quindi sono le persone che fanno la differenza. Però con gli anni, Shoah, foibe, eccetera, sono state, come diceva prima anche Ed, insomma, è stata tutta una propaganda politica, un fatto di, cosa hai detto, di togliere? Distorsione, ecco, il termine più appropriato, sì, distorsione politica. L'ho detto anche prima, mi hanno confermato chi ha più anni di me, per certi anni non si è studiata, non se ne è parlato di certi argomenti. Oggi probabilmente a seconda del governo che abbiamo si è più sensibili da una parte o all'altra, però ribadisco, come ho detto poc'anzi, è speculazione politica, perché non dovrebbe essere perché se governano i rossi allora si giustificano le foibe, se governano le destre allora no, deve essere condannato sempre a prescindere dal giorno dopo in cui è avvenuto il fatto e vita naturale durante, a prescindere da chi
in quel momento la sensibilità di quel momento sta a governare. In questo momento, l'altro giorno, ieri anzi, appunto, ho visto una certa coesione appunto fra le forze politiche, nonostante appunto abbiamo un governo di destra, però dai discorsi, almeno parlo dei discorsi che ho potuto sentire, c'è stata abbastanza coesione tra le parole appunto di Mattarella e della Meloni e poi anche Basovizza del Ministro della Cultura. Credo che, ripeto, le parole, quindi la facciata, insomma quello che è passato ai media sia stato abbastanza coeso. Poi sulle sensibilità di ognuno non possiamo metter becco. Bene, allora passiamo a un altro tema, visto che ne abbiamo parecchi questa sera. Intanto sicuramente è molto importante, questo ci tengo a dirlo personalmente, sia per Franco che per Edda, il loro contributo nelle scuole a contatto con i giovani. So che siete super impegnati, ma me l'avete detto, ma lo so, vi vedo sui social e vi voglio personalmente ringraziare perché c'è bisogno di questo. Grazie. Però torniamo indietro di qualche anno alla ancora non troppo conosciuta Risiera di San Sabba, un campo di concentramento nazista istituito a Trieste ufficialmente come campo di detenzione di polizia, unico ad essere dotato di un forno crematorio in tutto il territorio italiano. Perché ancora oggi è necessario raccontare questi fatti in Italia, così anche come i fatti per esempio di Budapest sventati dall'intervento di Giorgio Perlasca? E partiamo da Edda. Allora, la Risiera San Sabba ha una storia veramente drammatica. Praticamente noi usiamo il termine Auschwitz per il giorno della memoria, il 27 gennaio, ma la Risiera San Sabba è diventata una piccola Auschwitz. Perché? Voglio raccontare un attimo, altrimenti sembra che sia stato un campo come gli altri. Odilo Globovnik era uno dei leader principali del nazismo e dei campi, era una mente che a braccetto con Hitler, con Goebbels e tutto l'entourage del nazismo. Lui era un personaggio importantissimo. Era nato a Trieste, a proposito di Trieste, era nato a Trieste quando? Durante l'impero austro-ungarico. Che cosa è successo? Dopo l'8 settembre 1943 e il cambio di governo con Badoglio da parte del re Vittorio Emanuele III, la Germania, Hitler in particolar modo, si insospettisce e comprende che è ora di intervenire al confine slavo, al confine col possibile nemico comunismo che poteva avanzare attraverso la Jugoslavia. Quindi prenderà tutto quel territorio e verrà governato come una piccola Auschwitz. Il problema è che non c'erano i forni, i forni crematori, ma non c'erano le camere a gas. E questo è il problema, perché la Risiera San Sabba non è stata riconosciuta come campo di morte come quegli altri campi che avevano la camera a gas. Difatti io a Yad Vashem ho chiesto più volte, ma perché in questa sala dove sono indicati tutti i campi dove c'erano le camere a gas, dove sono stati dei forni crematori, perché non c'è la Risiera San Sabba? La motivazione è perché non c'era la camera a gas e come morivano ebrei e partigiani, anche molti partigiani sono morti lì. C'era una mazza, la cosiddetta mazza del boia, che veniva data sulla testa, spaccando il cranio alle persone, e poi venivano portati nel forno. Come coprire le urla di questi poveretti? C'era l'orchestra di musica classica che veniva suonata per coprire le urla delle vittime, e di notte il forno veniva svuotato e venivano messi in appositi sacchi e buttato nel porto di Trieste questi sacchi. Come scopriranno che lì ci sono dei morti che vengono bruciati nel forno crematorio? Dei pescatori una notte riescono a vedere questi nazisti con questi sacchi che immergono nel porto. Fanno delle ricerche e scoprono che sono ossa umane buttate lì dalla Risiera, perché la popolazione non sapeva niente. L'atrocità, il tentativo di riprodurre nella Risiera San Sabba, visto che
eri in mano totale nazista, non c'era nessuna possibilità per altri poter entrare, era controllata al 100% dai nazisti, è diventato un campo di morte atroce come una piccola Auschwitz. Solo che ad Auschwitz c'erano anche dei campi di lavoro, lì erano delle stanzette strettissime, stanza della morte era chiamata, stavano, non so, un numero enorme, chiusi dentro, finché non arrivava il boia che dava questa mazzata sulla testa e poi venivano bruciati. Perché bisogna ricordare? Perché nel nostro territorio, e io credo fermamente, bisogna trasformare la storia in atti che non permetteranno più la realizzazione di atrocità di questo genere. Abbiamo visto che l'essere umano è in grado di riprodurre le cose più macabre, più terribili, e quindi studiare la storia, prendere coscienza e consapevolezza di ciò che è accaduto, credo che sia di straordinaria importanza per le generazioni future. E Trieste purtroppo ha dovuto tenere nascosto per lunghi anni questa storia, questo tempo storico, perché altre problematiche erano giunte, quelle delle foibe. Quindi Trieste è una città che ha vissuto il doppio dramma, ancora di più va ricordato e educata la gioventù, i ragazzi, e questa educazione deve essere portata nelle scuole e anche ovunque, come stiamo facendo. Ed è molto importante. Abbiamo visto tra l'altro dalle immagini di repertorio quella torre. Io ho avuto la fortuna, nel senso che da bambino, da ragazzo, mi pare alle scuole medie, di visitare la Risiera di San Sabba, ma veramente siamo stati in gran pochi in quegli anni lì a avere questa fortuna. Quella torre che avete visto veniva utilizzata per una tortura, e cioè da sopra veniva buttato dell'olio caldo sopra le persone che erano nel cortile sotto. Quindi questa è solo una delle tante cose che anche oltre a quelle che hai detto tu, che insomma fanno venire i brividi a solo pensiero. Franco, come dicevo prima, ho accennato anche al discorso, i fatti di Budapest sventati appunto da tuo padre Giorgio. Sì, tra l'altro mi riallaccio anche alla Risiera di San Sabba, perché ogni anno, assieme al comune di Padova e assieme alla comunità ebraica di Padova, organizziamo dei viaggi dei ragazzi delle superiori, i viaggi della memoria. Ne facciamo 2 all'anno, 100 studenti delle superiori per volta. Il prossimo parte e vado domenica, parte domenica, e torneremo il mercoledì sera. Passa, partendo da Padova, la Risiera di San Sabba, ci fermiamo mezz'ora, 40 minuti a visitarla e poi andiamo fino a Budapest. E lì facciamo un percorso sulle orme di Giorgio Perlasca. È un percorso che abbiamo costruito assieme alla Regione del Veneto, sulla città di Budapest, nei luoghi di Giorgio Perlasca, e ogni luogo leggiamo una pagina del suo diario che si riferisce proprio a quel luogo lì. Poi ripartiamo da Budapest e andiamo verso Auschwitz, sempre in pullman, che diventa un'aula viaggiante. E andiamo a vedere chi non è riuscito Giorgio Perlasca a salvare, dove è finito? Ad Auschwitz. E poi rientriamo in Italia. Ecco, penso che questi viaggi, se fatti in una certa maniera, che non diventino delle gite ovviamente, ma dei viaggi della memoria veri e propri. Ad esempio, questi ragazzi sono tutti volontari, chiamiamoli così, che si iscrivono perché vogliono partecipare, non sono classi che vanno via tutti assieme appassionatamente. Devono firmare anche un impegno a non usare telefoni, telefonini, cuffiette, non possono uscire dall'albergo quando arrivano in albergo per conto loro, non devono mangiare in pullman, devono avere insomma delle caratteristiche anche di educazione generale. Ecco, io vedo che quando rientrano sono persone, sono dei ragazzi che sono cambiati. Sono dei viaggi che lasciano, se fatti in una certa maniera, ovviamente un grosso impatto all'interno della persona e diventano veramente importanti. Così come anche tutte le attività che facciamo come fondazione, ma la farà anche
ed ovviamente all'interno delle scuole. Noi facciamo, a parte i progetti col Comune di Padova, con Vivi Padova, vari progetti, anche tantissimi incontri con tutte le scuole in giro per l'Italia, ma anche all'estero. E questo secondo me è molto importante, proprio nel ricordo di Giorgio Perlasca e il suo testamento spirituale, quello che dicevo prima molto velocemente. Vorrei che specialmente i ragazzi si interessassero a questa mia storia unicamente per sapere quello che è successo in quel periodo e saper opporsi a violenze del genere se mai dovessero tornare. Ecco, penso che buttare un piccolo seme nei ragazzi sia estremamente importante. E anche grazie a Franco i ragazzi devono diventare un po' dei testimoni di questa memoria. Tito Borsa. Beh, io non ho, diciamo, tutto... E dico Tito Borsa giusto per non far confusione con l'altro Tito. Prima la distruzione del Tempio, poi Josip Broz stasera sono veramente al centro di questa puntata, mettiamola così. Però al di là delle battute io ovviamente non ho alle spalle i trascorsi delle persone che mi hanno preceduto, però mi permetto solo di condividere una veloce riflessione sul fatto che ovviamente la storia non è ciclica, cioè non è che c'è stato il fascismo, c'è stato il nazismo e dobbiamo aspettarci qualcosa di analogo, però credo che coltivare il ricordo e la memoria, e uso entrambi questi termini appositamente, sia per una questione di conoscenza e consapevolezza di ciò che è avvenuto, anche perché a scuola purtroppo la storia non si arriva raramente al Novecento e raramente lo si riesce ad approfondire come andrebbe approfondito, quindi tutto ciò che arriva in più è meglio. Ma anche credo che al di là della conoscenza storica sia anche una questione di sensibilità, e cioè, come diceva Franco prima, di rendersi conto quando ci si imbatte in una violenza, anche magari che non ha la stessa fattezza di quella nazista, reagire. Quindi questa è una, se vogliamo, una volontà anche più politica nel senso più nobile del termine. Sì, volevo aggiungere una cosa interessante, perché purtroppo è un grande problema che abbiamo qua in Italia, nel senso che, hai detto anche tu, come programmi storici, di storia studiata a scuola, arriviamo fino a un certo punto e non è previsto neanche parlare di certe cose, e dipende molto o quasi esclusivamente dalla sensibilità dei singoli docenti. Perché anch'io, ripeto, ho avuto questa fortuna di visitare San Sabba, di avere come ospite, non mi ricordo il nome, ma il signor Todros, che era una persona di origine ebraica, che era stato in un campo di concentramento, credo che sia mancato da qualche anno. Però insomma, ecco, sono tutte cose che poi ti rimangono, sono passati tanti anni e le ricordo ancora, quindi vuol dire che qualcosa è stato seminato, e è stato seminato anche bene. Fabio? Sì, anch'io ho avuto, diciamo, l'occasione di visitare questi luoghi grazie appunto a dei professori che in qualche maniera hanno creduto che la memoria sia l'unico antidoto, diciamo, contro l'oblio. E io credo che, soprattutto parlo della mia esperienza personale, quando ero a scuole medie, abbiamo fatto delle gite su tutto quello che è il Carso, quindi da Re di Puglia, Risere di San Saba, abbiamo visitato delle trincee di guerra, eccetera. Sono tutti, diciamo, fatti che comunque servono proprio per non dimenticare, per conoscere la storia, per poi non dimenticare, per poi non commettere, o meglio cercare di non commettere poi, di ripetere gli stessi errori del passato. Quindi questo secondo me deve essere fondamentalmente il motivo per cui questo deve essere, tutti questi fatti di cui stiamo parlando questa sera devono essere ricordati, dall'esperienza di Giorgio Perlasca, da tutto quello che è stato fatto, che comunque, se si interroga un qualsiasi studente di scuola, insomma, bisogna che, non so quant'è la percentuale degli alunni che conoscono benissimo i fatti, gli accaduti, gli avvenimenti, e me lo potete confermare anche voi che siete nelle scuole, quindi questo è già un dato che mi confermate e che va sicuramente migliorato. So che ce la mettete tutta, so che siete sempre presenti, anch'io ho visto nei social, poi ho parlato con Matteo, quindi questa sera sono anche molto contento appunto proprio per questo. Però per chiudere, credo che sia anche doveroso verso le vittime ricordare quello che è stato. Bene, allora chiedo alla regia un paio di minuti di pubblicità, non cambiate canale, restate qui con noi.
Hotel Petrarca a Montegrotto Terme. 7 piscine termali per offrire soggiorno e relax per il benessere del corpo e della mente. Hotelpetrarca.it. Feel the hits. Feel the freshness. Radio Gemini. Ecco, rieccoci in onda. Nel Siamo frattempo arrivati... è partita anche la sigla. Non so se ho l'hai sentito, ormai oggi le abbiamo tutte. Abbiamo la nostra rubrica Scomodo Contrasto di Tito Borsa, quindi prego a Tito. Tra memoria e ricordo, la storia non sembra andare d'accordo con la politica italiana. Quella stessa politica che si sente in diritto di decidere che cosa è giusto o non è giusto studiare a scuola. Quella stessa politica che troppe volte vuole entrare a gamba tesa nelle aule universitarie per approvare o criticare chi fa della cultura la sua professione con passione e impegno. Tra memoria e ricordo, tra svarioni storici e strafalcioni che escono di bocca senza che nemmeno te ne accorga, la politica italiana è costellata di esempi di fronte ai quali non puoi far altro che strabuzzare gli occhi e chiederti ma perché? In principio fu come sempre Silvio Berlusconi, che ribattezzò il gemello che soccombe prima della fondazione di Roma. I due bimbi allevati dalla lupa, secondo lui, si chiamavano Romolo e Remolo. Era il 2002, ma ce lo ricordiamo ancora. Facendo un salto in avanti, arriviamo a oggi al governo Meloni. L'ex ministro della cultura Gennaro San Giuliano, in quanto gaffeur, ci manca molto. È sua la tesi secondo cui, cito, Dante Alighieri è stato il fondatore del pensiero di destra nel nostro paese, ma anche che Cristoforo Colombo, cito ancora, non ipotizzava di scoprire un nuovo continente, ma voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei. Peccato che Galilei nacque 72 anni dopo il viaggio di Colombo, però fa niente. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, 2 anni fa ha deciso di riscrivere un po' la storia che ha portato all'eccidio delle fosse ardeatine a opera dei nazifascisti. I libri ci insegnano che a generare quella spaventosa rappresaglia fu un attentato partigiano in via Rasella a Roma, in cui vennero uccisi 35 soldati nazisti. Secondo La Russa, invece, i nazisti uccisi erano solo, cito, una banda musicale di semipensionati. Torniamo al governo Meloni. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara tempo fa ha sentenziato: evviva l'umiliazione, che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Poi ha specificato che voleva dire umiltà anziché umiliazione, ma il lapsus aveva già scatenato un putiferio politico. Nel 2020, in pieno lockdown, il presidente del Veneto, Luca Zaia, teneva quotidianamente, non so se ve lo ricordate, una conferenza stampa che era un po' il suo one-man show. Durante una di queste dirette decise di dare sfoggio della propria cultura classica, citando un tale Eracleonte da Gela, uno storico a detta di Zaia del III secolo a.C. In realtà però questo signore non è mai esistito ed è una sorta di alter ego digitale di un tale Marcello Troisi, un informatico che ha creato ai giorni nostri questo fantomatico Eracleonte da Gela. Zaia non se n'era accorto. Matteo Renzi nel 2016 all'Università di Buenos Aires citò una poesia sull'amicizia di Jorge Luis Borges. Lo vediamo lì serissimo. No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida. Ecco, peccato che Borges non abbia mai scritto quella poesia, che è anonima e circola da anni online, attribuita a Borges e anche a tanti altri. Passiamo poi al Movimento 5 Stelle delle origini. Alessandro Di Battista nel 2017 in Parlamento spiegava: Macron piace a tutti quanti voi come se fosse Napoleone, ma almeno quello combatteva sui campi ad Auschwitz. Era Austerlitz, ma va bene lo stesso.
Per concludere in bellezza, si fa per dire, ricordiamo Totò Cuffaro, ex presidente della regione Sicilia, tra le altre cose, pure con qualche guaio con la giustizia, per usare un eufemismo. Una volta decise di citare Martin Luther King, ma gli uscì male. Anziché affermare di avere un sogno, lui sentenziò "I have a drink". A questo punto vorrei porre ai nostri ospiti un interrogativo al quale non riesco a trovare una risposta. Com'è possibile tutto questo? Un po' di memoria storica oppure un qualche controllo prima di parlare in pubblico non dovrebbe essere un obbligo per chi ha nelle sue mani il nostro paese? E partiamo da Edda. Che dire? Io credo che dobbiamo riformare la politica e chiedere ai nostri rappresentanti politici di avere almeno una base culturale prima di candidarsi. Non è una cosa così difficile pretendere che chi ci rappresenta al Parlamento o anche in regione o anche nei comuni, personaggi che devono rappresentarci un po' ovunque, abbiano una base culturale e abbiano almeno la precisa volontà di dire quello che sanno e non inventare personaggi o frasi non dette. Questo è il minimo che chiediamo ai nostri politici. Io sarei dell'idea di una riforma politica dove vengano richieste delle caratteristiche a chi si candida, una preparazione basilare, culturale, e una conoscenza dell'Italia, della Costituzione, ma anche della storia italiana. Franco? Cosa dire? Se uno parla a braccio, qualche errore può uscire obiettivamente. Nella foga del discorso qualche inesattezza può venire fuori. Se invece uno non parla a braccio, ma parla leggendo un discorso, bisogna dire purtroppo che i nostri politici non scrivono i discorsi, è l'ufficio stampa che li scrive. Quindi bisognerebbe rivolgersi ai giornalisti che scrivono questi discorsi per i nostri politici, che fanno degli errori, magari si fidano troppo di internet, di Wikipedia e di altre cose che trovano. Oppure non sono esattamente dei giornalisti, perché molto spesso succede questo, anche se dovrebbe essere l'obbligo di un ufficio stampa essere iscritti all'ordine dei giornalisti, non sempre è così. Lo voglio dire, aggiungere giusto per dare un elemento in più. Poi da iscritto all'ordine dei giornalisti dico anche che l'ordine dei giornalisti non è sinonimo di qualità. Ecco. Certo. Non sempre. Scusami Franco. No, avevo finito, nel senso che se uno legge il discorso già bello preparato, vuol dire che l'ha fatto l'ufficio stampa, non l'ha fatto lui certamente, lui legge solamente, magari se l'è letto velocemente mezz'ora prima, 10 minuti prima, tanto per dare il tono al discorso, ma non entra ovviamente nella qualità e in quello che è scritto, nelle considerazioni, nei nomi, nei cognomi, nei riferimenti. Si fida, poi licenzierà il giornalista e l'ufficio stampa. Spesso accade. Fabio? Io mi aggancio a quello che hanno detto i nostri ospiti stasera. Allora, su Franco, sono 20 anni quest'anno che mi occupo anch'io di politica locale e sto vedendo un peggioramento proprio della base culturale dei politici, non solo locali in generale, ma comunque della politica in generale. I politici che venivano espressi anni fa, con tutto rispetto, al di là delle ideologie, eccetera, però manifestavano quantomeno una padronanza e una conoscenza della storia o comunque di quello che si andava a dire rispetto a oggi, che complici magari degli uffici stampa di poca qualità o altre cause comunque non sono in grado di formulare dei concetti. Perdonami la battuta, sì, concordo, anzi lo invito anche Matteo a quando una scuola politica, nel senso che il PCI come altri partiti negli anni 70 avevano la scuola politica, tu cominciavi dalla scuola politica, poi facevi il consigliere comunale o di quartiere, facevi l'assessore e via via e poi arrivavi in Parlamento, dovevi fare tutta quanta la trafila prima di arrivare in Parlamento. Permettimi la battuta, anche magari un esame di educazione civica anche agli elettori magari tante volte non farebbe male. Chiudo invece con un insegnamento, sempre per tornare alla storia, la mia professoressa di lettere delle superiori, che saluto, Floriana, insomma ci sentiamo ancora
via messaggio ogni tanto, abbiamo ancora una buona corrispondenza, cosa che invece magari in classe non era, però ci ha sempre insegnato che la storia non era finalizzata al voto sul registro, ma era finalizzata poi alla vita, a quello che saremmo poi noi nel futuro, a interloquire con le persone o a capire ciò che ci circonda. All'epoca magari non le davo tanto retta, però poi negli anni, approfondendo e continuando a studiare, insomma seguendo i suoi insegnamenti e continuando anche a frequentare questa professoressa in ambiti extrascolastici, concordo su quello che ci diceva all'epoca e quanto più di ora sarebbe necessario una maggiore cultura. Scambiavamo proprio durante la pubblicità prima due chiacchiere, quanto importante sarebbe avere più cultura in generale nella politica, stiamo parlando di politica comunque ovunque, trasversale. Bene, abbiamo il nostro ultimo quarto d'ora, il nostro ultimo argomento. Torniamo ai tempi nostri. Dopo il 7 novembre 2023 e la guerra sulla striscia di Gaza c'è stato davvero un incremento di antisemitismo a livello internazionale, come stanno e hanno denunciato in molti. E ripartiamo da Edda. Purtroppo sì. Purtroppo nell'Europa occidentale e nel mondo occidentale, che sembrava così preparato, così grande conoscitore nella situazione medio orientale, si è manifestata una grande attività antisemita, soprattutto anche nelle università, in particolar modo nelle scuole e nelle università, ma anche nei mass media, nei social. Parlavo con un nostro caro amico sopravvissuto all'Olocausto, Boris Zabarko, il quale vive a Kiev, e prima del 7 ottobre, quando è venuto in Italia l'anno precedente, mi ha detto a Kiev c'è un antisemitismo incredibile, è difficile per noi ebrei vivere qui. Domenica gli abbiamo fatto un'intervista, gli abbiamo chiesto come sta andando lì durante la guerra. Ha detto: durante la guerra non soffriamo più di antisemitismo. Che cosa vuol dire? Nei paesi dell'Est Europa, dove si sapeva che storicamente c'era ancora una grande espressione di antisemitismo, la guerra ha frenato, e nei paesi occidentali abbiamo la piena libertà e sta crescendo l'antisemitismo. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'informazione è drogata, le informazioni sono manipolate, le informazioni sono in un'unica direzione: c'è un colpevole che va abbattuto, che va condannato, e ci sono delle vittime. Invece l'informazione corretta dovrebbe narrare la verità degli avvenimenti come accadono sul campo. Siamo sempre lì, una narrazione manipolata di quello che è stato il 7 ottobre del 23, 1200 persone uccise, 250 rapiti, non sappiamo ancora quando torneranno, i 70 poco più che si presume siano vivi, non si sa. Io ho vissuto in Israele, specialmente al nord, nel 2024 5 mesi. Vivevamo con la valigia sotto il letto perché dagli Hezbollah dal nord arrivavano di continuo missili. Dovevamo avere nella valigia passaporto, qualcosa da mangiare per andare di corsa nei rifugi. Io ho vissuto in maniera disagiata, perché sapevo che andavo a letto, ma non sapevo a che ora mi sarei svegliata di notte per correre al rifugio. Poi la domanda era: avrò questi 6 secondi, che minuti? Ho questi 30 secondi quando va bene, ai 30 secondi, quando va male hai 6 secondi per raggiungere il rifugio affinché tu non venga colpito da qualche drone, da qualche razzo. Questa è la situazione in cui vive Israele, in cui ha vissuto dall'8 ottobre, il giorno dopo del massacro di Gaza. Dal nord sono iniziati lanci continui di missili e di droni. Io ci ho vissuto lì 5 mesi e vi dico, non potevi pianificare nulla. Vado a dormire, forse mi alzo, non dormirò, mi metto una tuta per correre o mi metto un pigiama, mi metto l'acqua, mi metto il passaporto nella valigia. Dov'è la valigia? Tengo aperto il telefono perché mi deve arrivare l'allarme, e l'allarme suonava in piena notte. Fugo, non fugo? Cioè,
Come può uno programmare la sua vita in una nazione? Qui al nord, perché c'erano gli Hezbollah. Al sud era ancora peggio. Se c'erano 30 secondi al nord, al sud c'erano 6 secondi, perché dalla striscia di Gaza arrivavano missili di continuo. Siamo stati al confine della striscia di Gaza con un gruppo di giovani che sono venuti con noi, alcuni sono anche qui presenti, e dovevamo trovare un rifugio in 6 secondi. In 6 secondi ti arriva il messaggio e non percepisci dove fuggire, come andare, perché cominci anche ad avere una certa paura, perché i missili, i droni ora volano bassi, all'altezza delle auto, e tu cosa devi fare? Cercarti un muro, se non trovi rifugio, metterti addosso al muro, stare lì con la testa china 10 minuti, perché le schegge ti possono colpire, se ti colpiscono alla schiena rimani paralizzato, quindi devi stare più dritto possibile, a livello terra, aspettare che passi quel missile e sperando che non ne arrivi un altro. Questo è il modo che ha vissuto Israele dal 7 ottobre al sud e dall'8 ottobre al nord. È una vita che una nazione si può permettere. 1200 uccisi e 250 rapiti, 71 non li sappiamo ancora dove sono, ma nelle nostre belle città, tra cui anche Padova, Milano, Torino, l'antisemitismo è cresciuto. Perché? Perché non si ha la corretta informazione. Dobbiamo chiedere che chi crea informazione di avere l'onestà di narrare come sono i fatti. E torniamo sempre su questo. Alla fine, gira e rigira, il concetto è sempre quello. Franco? Si potrebbe dire sempre colpa dei giornalisti a questo punto, perché non narrano bene le cose. Comunque sì, c'è stato un incremento obiettivamente dell'antisemitismo nell'Occidente e in Italia anche in maniera particolare, sia nelle scuole, nell'università, ma anche nella società, nelle persone assolutamente normali, perché bisogna dire che la guerra della comunicazione, dell'informazione non l'ha vinta Israele, l'ha vinta Hamas o i palestinesi, assolutamente da questo punto di vista. Però c'è un fenomeno abbastanza nuovo, diverso secondo me su questo antisemitismo. Se fino a un po' di decenni fa, un po' di anni fa, potevi dire che l'antisemitismo proveniva dagli eredi del nazismo o del fascismo, adesso invece è totalmente diverso. Proviene questo antisemitismo diverso dagli ambienti della sinistra estrema, ma anche una certa sinistra, potrei definirla radical chic, non saprei come definirla in caso contrario, che ha messo in piedi una sorta di paragone, che è questo. Se tanti anni fa, durante la guerra, i nazisti hanno ucciso gli ebrei, adesso gli ebrei uccidono i palestinesi. E questo è quello che viene detto tranquillamente. A me è capitato tanti anni fa, come fondazione avevamo fatto una mostra dedicata a Giorgio Perlasca all'interno del Museo del Deportato di Fossoli. All'interno di questa struttura c'era una mostra, quando siamo andati a vedere se i pannelli erano stati montati bene, fotografica, che non riuscivamo a darci un senso. C'erano delle donne, presumiamo arabe, perché erano velate, con varie espressioni in vari posti. Non ne capiamo il motivo, quindi ci accodiamo a una guida che sta spiegando a un gruppo di persone il senso di questa, ed era 20 anni fa questo. Ed era proprio questo, spiegava che i nazisti tanti anni fa hanno ucciso gli ebrei, adesso, ed erano, sottolineo ancora, 20 anni fa, gli ebrei uccidono i palestinesi. Questo è il sentimento che sta andando avanti da 20 anni nella nostra società e cresce sempre di più. Chiaramente dopo il 7 di ottobre è salito ancora di più, ovviamente, questo sentimento anti-israeliano che diventa anti-ebraico, obiettivamente, ma proviene da settori politici totalmente diversi, estremamente dalla sinistra estrema e non solamente dalla sinistra estrema, ed è estremamente pericoloso questo. Fabio? A me ringraziano profondamente colpito il racconto, diciamo, della linea di guerra, ma non oso immaginare adesso
chiaramente è stato parlato di Israele, ma non oso immaginare in tutti quei territori cosa deve essere in questi giorni. Addirittura voi avevate, come dire, anche la fortuna di essere avvisati, ma penso anche invece dall'altra parte, quindi Gaza e Cisgiordania, che non avevano neanche elettricità, non avevano neanche la possibilità, loro neanche avevano, diciamo, il segnale, e quindi è ancora più atroce forse, ma comunque è una situazione drammatica veramente. Sì, Israele ha una politica particolare. Quando deve colpire, che deve difendere o colpire, avvisa i cittadini. È incredibile, manda gli avvisi, ma proprio manda gli avvisi. Passa sul territorio e dice: colpiremo, andate a rifugi, nascondetevi. Quello che invece dall'altra parte arrivavano i missili, grazie a Dio che Israele ha l'Iron Dome, che è questa protezione, ma quando sono più missili lanciati tutti assieme veniva sfuggita l'attenzione dell'Aerodome, quindi colpivano dovunque, kibbutz, case, asili, scuole. Israele non ha mai fatto una guerra di attacco nei territori, per esempio Gaza o Cisgiordania. Sono territori che Israele li ha concessi, erano tutti territori israeliani, li ha concessi in cambio di pace, in cambio di una trattativa di pace promessa. Quando poi nel 2005 Ariel Sharon ha ceduto, 2004-2005 ha ceduto, cercando di completare gli accordi di Oslo, che erano questi accordi firmati a livello internazionale per la pace in Medio Oriente, ha ceduto, ha mandato via più di 8.000 cittadini di Gaza e ha ceduto un giardino, un Eden, era proprio un giardino, terre floride, coltivazioni bellissime, case, kibbutz, era una terra che poteva diventare un giardino turistico del Mediterraneo, di quel territorio lì. Beh, qualcuno ne sta parlando anche adesso di farci un resort. E volevo dire che quando poi, dopo la votazione, Hamas ha vinto le elezioni, ha scavato 500 chilometri di gallerie sotterranei con tutti i soldi che ha preso dai finanziamenti europei e dai vari finanziamenti mondiali. Sono due aspetti diversi: come fare vivere i propri cittadini. Israele costruisce kibbutz, case, ha mandato via i propri cittadini in cambio di pace. C'è chi invece non pensa proprio ai propri cittadini, si costruisce 500 chilometri di gallerie a più strati per colpire e portare là i prigionieri e ucciderli. Abbiamo due governi diversi con due prospettive di vita diverse, quindi se Israele si difende, come può fare non difendersi di fronte ad Hamas con queste prospettive? Rapire, uccidere e lasciare i propri cittadini in questa condizione. Io sono sicura che lì a Gaza ci sono moltissimi cittadini che soffrono. Ma Israele cosa può fare? Se questo Hamas continua a colpire Israele, continua a lanciare missili, in accordo con gli Hezbollah, tutti finanziati dall'Iran, Israele deve difendere i propri cittadini. Se da noi arrivassero dei missili dal confine, abbiamo parlato del confine slavo prima, dal confine della Slovenia e della Croazia, diremo grazie, colpiscici, grazie governo che lasci che arrivino tutti i missili, colpiscono tutte le nostre case, uccidono e deportano i nostri abitanti. Cioè, un conto è la politica aggressiva, la violenza aggressiva, il massacro di Hamas, un conto è una politica di difesa, ma i cittadini di Gaza sono stati sempre informati, passavano gli aerei, davano l'avviso: andate nei rifugi, sgomberate le scuole, perché le scuole erano piene di armi, sgomberate gli ospedali, e chi ha ascoltato si è messo in salvo. Fabio, forse Comunque, volevi finire? sì, Sì. No, volevo anche intervenire io, perché Finisce sentivo una Fabio, marea di però. sciocchezze. Sì, Finisce Fabio, però. Finisco un attimo. No, mi sono segnato due dati perché giustamente quando si parla di, diciamo, antisemitismo in giro per il mondo è interessante anche spulciare qualche dato. E negli Stati Uniti l'incidente
atti antisemiti sono aumentati del 103% rispetto all'anno precedente, mentre in Francia il numero è quasi quadruplicato, passando da 436 episodi nel 2022 a 1676 nel 2023. In Italia, visto che insomma, è il paese a cui trasmettiamo, gli episodi sono aumentati da 241 a 454 nello stesso periodo, quindi comunque tutto quello che sta accadendo si sta in qualche maniera per effetto domino o per mitomani o chissà per quale altro motivo che possiamo comunque dedurre, si stanno amplificando e speriamo che questa guerra finisca presto anche per porre fine a questo odio ingiustificato che in tutto il globo si sta manifestando. Tito? Allora, io credo che prima di tutto si debba fare un distinguo fra quello che è l'antisemitismo e quello che è l'antisionismo, perché credo, anche Franco Perlasca prima parlava di quello dell'estrema sinistra, negli ultimi anni si parla, che sia giustificato o meno qua, è un altro discorso, però si parla più di antisionismo che dopo, cioè è contro il popolo di Israele più che contro il popolo ebraico, che non è sempre un sinonimo. Questa è una cosa. La seconda cosa è anche il fatto che io non vedo, e l'ho visto anche sulla mia pelle, non vedo tutti questi giornalisti che favoriscono questa lettura. Io per aver criticato né l'esistenza di Israele né tantomeno aver attaccato il popolo ebraico, ma per aver criticato il premier Netanyahu mi è stato detto che sono filo Hamas, e cioè sono vicino a un'organizzazione terroristica. C'erano giornali che adesso non nomino, però diciamo molto letti in Italia, in Europa e in Occidente, che chiunque non fosse d'accordo sul fatto che dopo quel terribile, vergognoso e criminale attacco di Hamas del 7 ottobre la risposta di Israele fosse eccessiva e soprattutto indiscriminata contro una popolazione, chiunque mostrasse dei dubbi su quella che era la narrazione veniva considerato filo Hamas, neanche filo palestinese, come poi se fosse una partita di calcio, io sto con quelli, io sto con gli altri, quando invece credo che sia una situazione vergognosa che va a colpire due popoli che c'entrano ben poco con le politiche criminali di chi li governa. Altra cosa, abbiamo parlato dei finanziamenti di Hamas prima, ed è interessante ricordare quello che Netanyahu ha detto, se non sbaglio, nel 2019, e cioè che li faceva passare lui, perché voleva favorire Hamas per indebolire Abu Mazen, per indebolire diciamo, la frangia più moderata della politica palestinese. Questi sono fatti, dopo possiamo discutere sull'opinione, eccetera, eccetera. Mi fa sorridere che si continui a insistere sul fatto che Israele avvisi quando attacca, perché evidentemente le decine di migliaia di morti o avevano il cellulare spento oppure erano sordi, o se no non riesco a spiegarmeli. Abbiamo giusto 2 minuti in chiusura. Edda, una risposta? Allora, Israele, chi non conosce Israele, prima di tutto antisionismo, antisemitismo e antigiudaismo hanno la stessa radice e sono contro gli ebrei. Inutile metterci delle etichette innovative. Antisionismo, sionismo, Sion è Gerusalemme, Sion è la nazione di Israele, Sion è nella Bibbia, quindi antisionismo, antisemitismo sono sempre lì, insomma. Ma a parte questo, Israele, chi non conosce Israele, ma voi sapete quante volte Israele riceve persone ammalate da Gaza per curarle? La cultura israeliana o ebraica, che si ispira molto alla Torah, alla Bibbia, ai principi biblici, è di curare chi ha bisogno, di aiutare chi ha bisogno. Sicuramente Netanyahu, se è così, ho già sentito più volte questa dichiarazione che lui ha finanziato, ha dato dei soldi. Sì, è vero, perché c'erano delle continue minacce dal confine, lanciavano continuamente questi fuochi e colpivano il confine di Israele. In cambio chiedevano di avere aiuti umanitari, avere sostegno, e Netanyahu certamente avrà pensato che così avrebbe messo tranquillo Hamas, non se la sarà mai aspettato un massacro del genere, sono sicura. Avrà cercato di aiutare finanziando, questo è vero, l'ho già sentito anche in Israele, che lui finanziava Hamas
per tenere tranquillo il confine, per tenere tranquilli gli abitanti di Gaza. È stata una politica magari che ha interpretato male la relazione con i vicini, però la cultura ebraica è questa, aiutare chi ha bisogno, anche se è il tuo nemico. Se voi osservate dei giornali esteri, vedete quante persone dai territori palestinesi vengono curati in Israele. Bambini, adulti, persone ammalate, non c'è la distinzione come da noi, no, se il mio nemico, no. La cultura ebraica è quella di aiutare chi ha bisogno. Quando c'era il problema con la Siria, noi siamo andati al confine con la Siria, Israele apriva i cancelli di confine alla notte per aiutare la popolazione siriana, dava da mangiare, dava medicine, li curava, poi quando arrivava l'alba li faceva tornare al confine per non creare dei problemi con la Siria. Quindi bisogna conoscere a fondo il comportamento delle varie nazioni lì in Medio Oriente. Ci sono delle regole culturali, religiose, che fanno la differenza fra un gruppo e l'altro. Non posso dire nazione perché non posso dire nazione Gaza, non è stata riconosciuta ancora, non posso dire nazione dei territori della Giudea e Samaria, quindi un gruppo di arabi palestinesi guidati da capi di governo o capi di terrorismo, per usare il termine giusto, non si può fare il paragone con un governo che applica e dà finanziamenti per avere la pace e per aiutare le popolazioni vicine. Potete fare tutte le ricerche che volete, potete trovare ovunque quanto Israele ha aperto i cancelli alla Siria per curare musulmani, cristiani, tutti quelli che avevano bisogno di aiuto, di cibo e di vestiti e di medicine. Bene, grazie. Siamo giunti al termine di questa puntata, io passo ai saluti dei nostri ospiti, partiamo da Fabio Casetto. Buonanotte a tutti. Edda Fogarollo. Grazie, grazie e buonanotte. Franco Perlasca. Grazie e buonanotte a voi. E Tito Borsa. Grazie, buonanotte. Io volevo anche salutare, non l'ho mai fatto per 3 anni, una persona che doveva venire stasera ma è a letto con l'influenza, quindi faccio questo saluto a Beatrice e ti ridò la parola. Ecco, ringrazio anche il nostro pubblico presente in studio. E ovviamente ringrazio i nostri telespettatori che oggi ci hanno preferito questa sera a qualcosa di più seguito sui canali nazionali. Vi aspetto per la prossima puntata il 25 febbraio alle ore 21. Vi ringrazio e vi auguro buonanotte e alla prossima. Applausi.